Elisa Golfetto, decora il Natale giunto alla 9ª edizione. Come funziona questo prestigioso concorso? Allora, alle scuole di tutto il nostro bacino viene fornita una sagoma in cartone uguale per tutti. La differenza la fanno i materiali utilizzati, che sono in genere materiali di recupero. Le scuole che hanno partecipato quest'anno sono una cinquantina, più o meno un 7.500 ragazzi, che hanno presentato delle opere bellissime, diverse assolutamente le une dalle altre, in cui c'è questo tocco magico che è un pensiero per l'ambiente, per la salvaguardia del pianeta, che hanno inserito in una scatolina come se proprio fosse un dono di Natale per il pianeta. Unisce la nostra tradizione con quelle che sono le preoccupazioni anche oggi in temi ambientali. Abbiamo coinvolto, come ogni anno, questa è la 9ª edizione, le scuole, dandogli un tema, quest'anno appunto l'albero di Natale, e una scatoletta dove all'interno devono inserire dei buoni propositi proprio per il futuro dell'ambiente, un tema molto attuale, ma che sicuramente i bambini sanno cogliere con una visione molto particolare. Vedo difficoltà nella giuria a scegliere, perché sono tutti bellissimi. Poi questo regalino dove c'è dentro il pensierino sul cosa vogliono fare loro per salvare l'ambiente, penso che sia il top veramente. Sicuramente il 2019 è stato l'anno di Greta Thunberg, anche Savno è convinta che l'educazione parta dalle nuove generazioni. No, solo le nuove generazioni possono salvarci purtroppo. Noi abbiamo tante cattive abitudini, possiamo migliorare molto, ma dobbiamo sempre far conto sui giovani che ci diano una mano, perché sono loro che devono pensare al nostro futuro. Noi ci siamo un po' dimenticati, perché stiamo avendo ancora, ogni tanto torniamo indietro invece di andare sempre avanti. Invece bisogna migliorare la raccolta sempre più differenziata, sempre più precisa, perché questo è importante. Maurina, leggiamo un paio di pensierini che i bambini hanno inserito nei presepi. Beh, i pensierini sono uno più bello dell'altro, però ci ha colpito questo di una scuola dell'infanzia che dice: ci impegniamo ad evitare gli sprechi a scuola ed anche in famiglia, quindi mangiamo tutto quello che ci viene messo nel piatto e alla fine puliamo bene il piatto con il pane perché vengano usati meno acqua e meno detersivo durante il lavaggio. Oppure questo di ragazzi di una scuola secondaria di primo grado che scrive: chi inquina è senza cuore, chi ricicla è pieno d'amore, e dato che l'inquinamento solo morte può portare, perché allora non contrattaccare? Le piste ciclabili e pedonali useremo, così le macchine e l'inquinamento bandiremo. Di carta riciclata per noi, da voi diari, meno plastica usata per salvar tutti i mari.